Assessore, un quadro generale del 2022 a varie tinte, diciamo così, come la Regione supporta appunto il settore, quali sono le sfide del futuro? Ma le sfide del futuro sicuramente sono legate anche al tema dell'innovazione, della ricerca, innovazione tecnologica, le sfide del cambiamento climatico, quindi sono tutte cose di cui siamo a conoscenza e sulle quali dobbiamo lavorare. Il 2022 sicuramente è stato un anno tutto sommato positivo, con un aumento di valore passato da 6 a 7,7 miliardi di produzione, però dobbiamo anche essere onesti e coerenti e dire che gran parte di questo aumento di valore è legato anche all'aumento dei costi energetici, alle maggiori spese, all'inflazione, che sicuramente ha portato a una crescita del valore che non sempre corrisponde a un aumento quantitativo. In alcuni settori sì, in altri settori no. Io credo che politicamente noi abbiamo due sfide importanti. Dobbiamo capire se due particolari argomenti sono o meno strategici per la Regione Veneto e quindi per il Paese. E mi riferisco in particolare all'ortofrutta e al settore zootecnico. Queste sono le due grandi sfide che la Regione Veneto deve affrontare, quindi cercare di ottimizzare la filiera, sia per quanto riguarda l'ortofrutta, perché altrimenti se non la prendiamo per mano subito rischiamo di far la fine di altre regioni italiane e quindi perdere tutta quella grande produzione sia in termini quantitativi che qualitativi che la regione ha. E l'altra è la zootecnia, che è un settore secondo me strategico sia sul latte che sulla carne, che in Veneto abbiamo sempre avuto e che dobbiamo continuare a tutelare. Un'ultima cosa, il Made in Veneto nei confronti di un'Europa che comunque impone delle regole molto particolari, pensiamo alla farina di insetti, eccetera, eccetera, al vino, alle etichette. Ma guarda, anche su questo noi abbiamo le idee molto chiare. Per carità, il consumatore faccia quello che vuole fare e quindi è libero un domani di decidere come consumare, però noi chiediamo all'Unione Europea di essere molto chiara sull'etichettatura, perché fare iniziative tipo quelle del Nutri-Score, che completamente scollegate dalla realtà, che danno un'immagine del prodotto non reale, tra cui il fatto che il vino fa male, ma addirittura l'olio fa male per come è stata prevista l'etichettatura, non ci stiamo assolutamente. Noi abbiamo chiesto di giustamente tutelare il consumatore, ma di farlo con una etichetta informativa realistica di quelli che sono i valori nutrizionali, insomma di tante idee che, insomma, molto tecniche, che ora andiamo male anche a spiegare, ma che per noi sono molto chiare, e quindi chiediamo all'Europa da questo punto di vista un'attenzione maggiore, perché altrimenti significa mettere in difficoltà tutte le nostre produzioni e anche la cosiddetta dieta mediterranea, che insomma è considerata la migliore al mondo e guarda caso, secondo le regole europee, diventerebbe la più penalizzata.